Benissimo. Allora, la prima cosa geniale, ultimamente queste nuove start-up fioriscono come margherite a primavera. Bella questa similitudine è venuta in questo momento. E la poesia che si sta impossessando di te. Sì, guarda, sono tarantolato da questo punto di vista. Comunque, questa si chiama stavolta le ho dette tutte e tre, .parcheggiami.it. Per ora è limitata alla città di Milano, ma è geniale. Praticamente che fa incontrare la domanda di chi ha necessità di trovare un parcheggio a Milano con chi ha magari uno spazio inutilizzato perché vale anche per poche ore o per un giorno, e che lo mette a disposizione per avere un introito ulteriore. Scusami, nei cortili dove? Nei box. Magari c'è il posto macchina oppure nel box. Brava, ecco, chi c'ha posto macchina, chi c'ha una situazione che magari va fuori per un mese e il garage è libero, a quel punto può mettere a disposizione questo spazio, e a parcheggiami.it fa sì che la domanda e l'offerta si possano incontrare, ed è un ulteriore servizio dato a chi ha questo bisogno. Io non so la situazione dei parcheggi a Milano, se drammatica è la definizione corretta, sì. E allora ben venga parcheggiami.it in qualche modo. Va bene. Quindi tu identifichi dov'è il parcheggio più vicino a casa tua, quello che ti serve sul posto di lavoro, e poi e lo paghi, cioè paghi si paga, però ho visto che ci sono alcune offerte, adesso io non so la zona, però per un giorno 8 euro, 12 euro, che non mi sembra tanto relativo. Per esempio da 12 mi sembra che era vicino a Stazione Centrale, per cui può essere anche buono. Certo. Sei tutto il giorno, sì. Come Bene. Va bene.